Il maggiore Francesco Mignone morì l'ultimo giorno della battaglia mentre stava chiedendo aiuto tramite un piccione viaggiatore. Lanciando un piccione viaggiatore venne colpito al petto da un cecchino austro-ungarico. Sembra un romanzo, ma è la biografia del maggiore Francesco Mignone. Il militare morì a 34 anni sul Piave durante la battaglia dell'Ansa di Lampol. La tenace resistenza di due compagnie italiane fecero fronte comune e impedirono all'esercito austriaco di raggiungere Venezia, che faceva parte negli obiettivi finali dell'esercito austro-ungarico. Dopo 3 anni di guerra, l'impero austro-ungarico tentò il tutto per tutto con un assalto finale. L'epilogo della battaglia si consumò nella Villa Marinia Fossalta di Piave. Qui i soldati italiani resistettero per 3 giorni all'accerchiamento del nemico. Gli austriaci avevano già sfondato all'Ansa di Zanson di Piave e dall'altra parte di San Donà da Caposile, quindi in questa villa si trovarono asserragliati, chiusi a tenaglia, e per questo che non sopravvisse nessuno.